Sanità, lavoro, diritti sono alcune delle tematiche che si affronteranno il 10 e l'11 maggio nella prima edizione di Indomita Pace, Lavoro, Diritti e Musica, organizzata dalla CGIL di Venezia Forte Marghera. Abbiamo scelto di costruire 1 o 2 giorni di dibattito, di confronto, di discussione su temi fondamentali. Lo faremo aprendo i lavori con il nostro segretario generale Maurizio Landini, per poi proseguire su importanti temi come quello della salute, delle politiche industriali, del lavoro povero, della democrazia. Saranno ricordati i 100 anni dalla scomparsa di Matteotti, si affronterà il tema della salute per cui il sindacato ha consegnato oltre 20.000 firme all'assessore alla sanità e ancora ZLS, l'abbandono di Eni da Porto Marghera e l'assenza, evidenzia la CGIL, di strategie concrete per il rilancio del porto commerciale. Il tema della democrazia è sicuramente per noi centrale, la qualità delle nostre istituzioni, la qualità del sistema democratico, come i processi democratici fanno le scelte e come queste scelte poi rispondono anche realmente ai bisogni dei cittadini. L'obiettivo è quello di aprire la Camera del Lavoro al territorio, aprirla alle migliori idee, a coloro i quali vogliono contribuire ad un progetto di cambiamento della nostra società, un cambiamento del nostro territorio che oggi vive una condizione di grave difficoltà, di lavoro precario, di lavoro part-time, di sfruttamento delle donne. Una 2 giorni ricca di appuntamenti anche musicali e per i bambini, con tantissimi interlocutori di spicco, che si concluderà con l'intervento di Laura Boldrini e Roberto Fico.